Interior Minister Matteo Piantedosi and Friuli Venezia Giulia Governor signed a new security protocol funding local surveillance and police equipment. Sì, ma infatti ecco, quando si dice quando durerà ancora Schengen, quando avremo sconfitto i flussi illegali, illeciti, insomma, di migranti irregolari, ma anche di persone infiltrate all'interno di questi flussi, allora potremmo riaprire la libera circolazione, ma non solo, insomma, quindi noi stiamo cercando di fare in modo su un'azione generale per contenere i flussi migratori, anche in un'epoca, in un momento storico in cui tutto questo è molto difficile, anche a causa delle instabilità geografiche che si registrano in giro sui quadranti geografici di maggiore sensibilità. I numeri ci cominciano, diciamo, a dare ragione, non siamo ancora soddisfatti, però registriamo il consolidarsi di un meno 60% rispetto a quello che fu l'anno più complicato per noi, il 2023. Cogliamo in questo risultato l'efficacia di quello che stiamo mettendo in campo, lo facciamo noi come governo, ma lo facciamo in accordo con regioni come il Friuli Venezia Giulia che ci aiuta in maniera molto importante e che quindi merita di essere aiutato. Piantedosi confirmed support for foreign minors, condemned violent protests, and backed ongoing border checks.